Bene raga, ciao a tutti dal commento lezione, siamo su GP4, da poco non gioco a GP4, chiedo venia. Raga, purtroppo Poli Alonso, ma incidentone del Cume, partiamo ultimi, qualificazioni andate, Ferrari però molto male, Rubens quinto, Schumacher settimo, io ovviamente ultimo purtroppo. Poi via tutti gli altri, Alonso si prende la pole, Webber quarto, Webber sta veramente diventando un gran bel pilota, e anche Alfonso. Vai raga, purtroppo partenza inaccettabile. Ha fatto un brutto inizio con l'ultima curva. Clutch out, we're green. L'ho proprio distrutta la macchina. Dai che la partita sappiamo che è sempre favorevole. 18th place, you're in 18th place. 81 Juan Pablo Cume, 79 Barrichello. No, mamma mia! Brutto, brutto. We've dropped down. You're in P11, you've taken P11. È successo il finimondo, la Minardi mi ha veramente chiuso. Lo dicevo, Juan Pablo Cume 81. 79 Barrichello, 70 Michael Schumacher. Credo che l'Ungheria non è una gara molto favorevole, non faccio mai grandi risultati. È stata una stagione veramente importante finora, con un ritiro, concentrazione assoluta e grandi prestazioni, ma porca miseria. We've dropped down into P12. Appena detto. No, vabbè, non puoi chiudermi così però, porca miseria, oh. Siamo in grossa difficoltà. You've fallen into P13, P13. La macchina non va oggi, non va l'assetto, non va nulla, non la tengo in pista. Primo giro da dimenticare. Anche se ho guadagnato comunque posizioni, però. P12, we have P12. P12. Oggi Barrichello se fa punti può tornare. Vuelta rapida di Fernando Alfonso. Sta per nascere una stella. Fernando Alfonso. Sembra la Maira di Formula 1 dell'NBA. Ok, good pace. Barrichello quarto. Barrichello quarto. Barrichello torna in testa al mondiale in questo momento. You're in P11, you've taken P11. Dai Cume, concentration, please. Ci sono dei punti che guadagno bene. Basta Williams è una buona macchina, infatti siamo comunque in testa. Neanche solida perché mi sono ritirato per un problema tecnico, mi sembra. No, ah no, l'incidente a Imola forse. Mi ricordo un cacchio. Faccio fatica a tenerla in strada però, è un po' scorbutica oggi la monoposto di Juan Pablo Cume. Bisogna fare qualche punto. Bellissimo, questo poteva essere un gran sorpasso, ma non lo riesco a chiuderlo. Oh, Baumgartner, ragazzi, mi sta massacrando. Siamo tutti molto vicini, ma in Ungheria è difficilissimo sorpassare. Questa è la curva. We're in 10th position. Alonso veramente oggi sembra. Qua ho fatto l'incidente, ho beccato in pieno la corsia. Errore inaccettabile. Questo può essere fastest. No, scherzavo. Ok, good pace. Carry on with the job you're doing. Barrichello quinto, benissimo. Siamo tutti a pari no, ma non è vero, arrivano fino alle 8, scusate. You're in 9th position. Che Barrichello non è in grande condizione, però mamma mia che mondiale Barrichello, si sta ciavando comunque mondiali a manetta, Ma c'è un progetto con Rubigno. Progetto Rubigno. Barrichello non sta andando bene. È tallonato anche dalla McLaren di Kimi Raikkonen. Adesso ha perso un po'. Bellissimo. You're in 8th place. Un 8th place da campione, la classica 8th place come indiana. Come sta maturando dopo l'inizio del 98. Guarda che lotta davanti. Certo che se vinciamo questo mondiale, ragazzi, siamo veramente fenomeni. Non dico di provare a livello professionista, perché penso che potrei perdere anche contro
Cioè, io la Ferrari contro la Minardi. Ha problemi Barrichello, ma valentissimo Barry. Valentissimo P7 Barry. now. P7. Valentissimo Barry, signori, valentissimo Barry. Barry sta rallentando chiunque. E Barry fa una gran stagione, parte centrale di mondiale, poi però si perde. Attenzione a Schumi che comunque guadagna punti su di noi, E Schumi è il grande favorito, ovviamente. 3 volte campione. 2000, 2001, 2002. Insieme al Cume sono i padroni della Formula 1. Mamma mia, qua ho rischiato. Purtroppo però Schumi se n'è andato, Barrichello ha rallentato tutti. Male, male Barrichello. Barrichello ha problemi, non è possibile, non può andare così lenta la Ferrari. L'ex scuderia del Trentissimo. Barrichello ha rallentato il mondo praticamente. No! You've fallen into P7. You're in P7. Non riesco a superare Kimi. Vai, prendi la scia, Kume. Guarda come mi chiude! P6. Cosa è successo? Non ci credo. Mamma We've mia, dropped che down into errore. P12. 12esimo. You're in P11. You've taken P11. Incredibile errore. Problemi di sterzo secondo me però. We're in 10th position. Niente, posso... Se mi va bene supero anche Barrichello, ma Barrichello osso duro però, Ho superato Raikkonen a Barrichello praticamente, mi era in mezzo scurva. Per non tamponarlo, probabilmente è stato riflesso incondizionato. Sono andato per campi. Eccola. Salvato per miracolo. Non ci credo. Leggero contatto, testa coda, ma mi sono salvato. Stagione strana, però non sto andando a punti, attenzione. Barrichello, l'avevamo detto. Barrichello ha problemi, Barrichello è fuori. Ninth position. Barrichello aveva problemi dal primo giro, ragazzi. Fuori Barrichello. E noi siamo fuori dei punti, però incredibile, incredibile. Attenzione! Errore di Raikkonen. You're in 8th place. Capite perché GP4 è la più bella cosa che esiste al mondo, ecco. Per questo. P7 now. P7. Perché esistono questi errori qua di piloti. GP4 è il più bel gioco della storia della Formula 1, punto. Decido io, basta. Qua Barrichello non va neanche a punti, ragazzi. Questa è un'occasione più unica che raras, ma siamo settimi, incredibile. Schumacher rimane quarto, anche lui non sta sfruttando l'occasione. Gara strana qui a Hungaroring. Alonso vuole Pole vittoria. Tanti dicono che Alonso e Webber sono due giovanissimi che possono veramente diventare grandi. E con un Kume che sta entrando negli anni d'oro. Un Schumacher che ancora può dare tanto. Un Barrichello che vabbè è l'eterno perdente, ma comunque c'è. La Formula 1 ancora campioni, poi chissà, ne possono arrivare altri. P6. We have P6. Mamma mia che P6, come l'ho sorpassato qua, ragazzi. Comunque non si è ritirato alla fine Barrichello, si è salvato Barry. E adesso abbiamo David Coulthard. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Campione 98 Coulthard. Guarda come chiude la traiettoria. Vabbè, però Coulthard ha rotto il cazzo. P5, P5. Non mi puoi chiudere così e farmi andare troppo esterno, che cazzo. Gara un po' scorbutica da parte di tutti, contatti un po' di tutti.
Ma Coulthard, vabbè, Coulthard è sempre così. 10 lunghissimi secondi da Michael o da Michael. Però siamo quinti e lui quarto, quindi non recupera quasi niente Schumacher se rimane così. Il mondiale, se finisce così, è ancora nelle nostre mani. Incredibile. Partivamo ultimi. Errori su errori. Gara brutta questa. Un po' di polemica forse per il contattino con Coulthard, però Fioi, cioè... A una certa hai rotto i coglioni, praticamente mi stai facendo da sbattere e vaffanculo. Just 3 laps to go now. 3 laps. 3 laps remaining. Nessun ritiro per il momento. Barrichello ha rallentato tutto. Coulthard penultimo. L'ha pagata a caro prezzo Coulthard. A mio parere è una manovra sbagliata. Tu non puoi buttarmi così. Non puoi buttarmi così. Certo, non dovevo colpirlo, però è stato un contatto lieve, cazzi di Coulthard. Questi sono i mondiali pazzi, sinceramente. C'erano polemiche a fine gara. Ma questo è lo stile comendiano. Se mi chiudi, se mi tagli la strada, so cazzi tua. Comunque abbiamo visto anche un contatto dove era Icone, perché secondo me la Icone è stato colpito. Non mi sembrava un testa a coda normale. Non guadagno niente su Schumi. Ci siamo salvati comunque 2 volte dietro un testa a coda che era quasi ritiro. Però macchina scorbutica oggi, macchina veramente scorbutica. Two laps left. Next time by will be your final lap. Final lap in the race. Two laps. Stiamo recuperando adesso da Michael o da Michael, che dovremmo sempre dirlo come da contratto con YouTube. Nessun ritiro, incredibile. Sono Eddie Irvine, anch'io amo camminare in una Valverde Family. Che bello essere una Valle Verde Family. Ho recuperato anche bene, cazzo. Sì, la macchina c'è, comunque se non ho traffico vado bene. È chiaro che gli errori saranno poi in qualifica, io mi do un giro, massimo 2 che posso fare, cioè per prendere la sfida ancora più dura. This is your final lap. Final lap in the race. Sei secondi addirittura. Qualche giretto in più. Olivier Panis sale al 15° posto. La fatalità Panis ai box, incredibile. Dai, chiudiamo quinti, non se ne parla più. Intanto va a vincere
Alfonsino. Schumacher già cominciavo a vederlo. Questo livello comunque. Attenzione, Ralf Schumacher, Fourth incredibile. position. You're in fourth position. All'ultimo secondo, fuori alla penultima curva, problema elettrico. Schumi si prende il podio. E noi quarti. It's incredible, Kume. It's incredible. Non cambia nulla. Yes. Raga, pole per Schumacher, terzo Barrichello. Non c'era Schumacher, è stato un infortunio forse. Adesso che ci penso, perché non mi ricordo sinceramente. Marc Gené, ragazzi, con la Williams God. Noi, cazzo, no, ne siamo, negli ultimi minuti siamo sprofondati, noi eravamo quarti, cazzo. Vabbè, comunque Monza, altra gara che non rende moltissimo. Alonso, ultimo, ha vinto l'ultima gara, pazzesco, mondiale comunque, iper strano. Questo mondiale anche quasi niente di pioggia. It's incredible, it's incredible. Juan Pablo Cume 86, Barrichello 79, Schumacher 76. Vai. Attenti che la prima curva è stronza, Prima chicane. Pop, pop, pop. Clutch out. We're green. Partenza orrenda. Non una gran Dropped partenza. into P10. Che bello, Marc Gené, me lo godo. Direzione gara. Perché non vuole il Juan Pablo Cume così aggressivo, Gara sempre balorda Monza, poi Indianapolis e Suzuka. Prossimo video chiudiamo You're in anche il mondiale ninth 2003. position. Siamo noni. Attenzione, Coulthard prova il sorpasso. Trulli veramente non ha fatto nulla per evitare il sorpasso. Male Jarno, ma anche la Williams è in difficoltà. In un circuito così veloce secondo me non siamo iper competitivi. Vediamo, magari con una cagata e vinciamo, però così a sensation. Dai. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Piano, Cume. Eighth place. You're in eighth place. 8th place. No, lungo. We're down to ninth. Mamma mia, ragazzi, a Monza veramente facciamo difficoltà. Allora mi colpiscono anche da dietro. Ai. Male. Qua rischio di non prendere punti, ragazzi. Non pensavo così, ma proprio faccio fatica sul dritto. Abbiamo bisogno di circuiti lenti, tecnici, con tante curve. Qua Barrichello può recuperare punti, E anche Michael. Se vince so cazzi, perché Schumacher il problema. Barrichello sappiamo che si perde alla fine di solito. Alla parabolica non posso entrare da killer. Shu mi sembra in grossa forma. Noi siamo in difficoltà per il momento. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Devo fare qualche punto, però è chiaro che siamo in un momento dopo le grandi prestazioni di centro stagione. Adesso siamo un attimo in difficoltà e non indovino più le qualifiche. Questo è un gran sorpasso, però. You're in eighth place. Adesso servono ritiri davanti, servono i classici ritiri comendiani. Siamo a meno 15 nella costruttori, però con questi Schumi vince, Barrichello sta davanti a noi. La costruttori non dico che è andata, però quasi.
Serve il colpo kumendiano. Abbiamo un punto in questo momento. 1 point. A capire se cominciano a cedere i motori nei rettilini di Monza. Guarda che lottata Heinz, Harald Frentzen e David Coulthard, due pazzi. Le possibilità di errori e incidenti davanti sono grosse con Coulthard e Frentzen. Devo cominciare a rosicchiare però. Ci stiamo perdendo sul più bello. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Devo fare più punti possibili in questo momento. Siamo a +1 su Schumi. Mamma mia, che mondiali, ragazzi. Non c'è un mondiale dominato mai. E comunque con la Williams sto facendo una grandissima stagione. In realtà forse la miglior stagione in carriera. Fuori Jacques Villeneuve. Stagione matura, proprio sta maturando il Kuma, è arrivato a 18 anni. Sono a 24 il talento. 6 anni dopo, 3 mondiali in tasca. E la consapevolezza di essere uno dei più grandi già piloti della history, con più vittorie in un mondiale insieme a Schumi. Ma Schumi vuole staccarlo. Schumi è carico, Schumi è pronto. Noi ci stiamo avvicinando allo scozzese. Sta arrivando il talentissimo, sta arrivando. In testa alla corsa, Michael Schumacher. Al secondo posto, Marc Gené. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Grande Gené, ragazzi. Gené secondo, me lo stragodo. Alonso da primo a 16esimo. Alonso è molto discontinuo ancora. Gran pilota. Si vede che ha le potenzialità per diventare uno dei più grandi. Ma fa fatica Alfonsino. Fuori Baumgartner. Fuori Baumgartner. Dopo il punticino raccimolato alla prima gara in carriera. Penso sia la prima, mi pare. No? Ok, siamo vicini a Davide. Siamo vicini a Davide. Però non è la Williams delle grandi vittorie che aveva fatto a metà stagione. No, Coulthard, no, mamma mia. Oh. Per fortuna il contatto che non c'è, sono i classici contatti di GP4. P7 now. P7. Attento che Coulthard si butta. Occhio che Davide si butta. Ho paura di Davide. Gran parabolica. Fuori, qualcuno è fuori, attenzione. Errore di fisico, errore di fisico. P6. We have P6. Che bello sto gioco, mamma mia. Per questo non me ne più voglia di giocare a Formula 1 Codemaster. Attenzione, Coulthard, pazzo Coulthard. P7. You're in P7. Ma che sorpasso mi ha fatto Coulthard? Signori, David Coulthard. Mi ha umiliato qua Coulthard, ragazzi. Complimenti a Coulthard. Non siamo competitivi qui a Monza, c'è poco da fare. No, problemi. Testa coda, non ci credo. Wait. You've dropped into P10. Ah, neanche un punto, attenzione. Questo è un errore che non ci voleva. Sembra il modello 2007 in 3 per vincere il titolo. Juan Pablo Kuma, Barry Schumi, incredibile. Niente, quando faccio un erroretto con le gomme la pago subito. Bloccaggio gomme, dopo le gomme fa schifose, ciao. Crisi nerissima. Attenzione, ancora Fisichella, errore però. Ancora errore per Fisico. Problemi. Engine has failed. Problemi. Engine has failed. Problemi.
Problemi, sì. Motore è andato. Sentivo che avevo problemi. We've moved down to P18. Ritiro, secondo ritiro, ma questo è brutto. Non voglio le fiamme, però. Vediamo se mi arrivano le fiamme. Incredibile. Per il video, dai. Non ho parole. Vogliamo le fiamme. Ovviamente non ammazziamo nessuno. Niente, ci sta provando Montoya. Ma non c'è nulla da fare. La macchina è andata, vogliamo le fiamme. Niente. Vogliamo l'incendio. Basta. Macchina è andata. E subito il boato a Monza. Il boato a Monza. Passa Genè. Passa Barrichello. E finisce qua. Secondo ritiro, qua purtroppo si riapre. Cioè, è già aperto il mondiale, ma ritornano tutti alla grande. Molta sfortuna. Bellissimo che il ritiro così, cioè me lo godo. Tutte passano e mestamente Montoya esce. Guardate qua che sorpasso, attenzione. Adesso era probabilmente spostata la macchina dei commissari. Eccoli qua, i commissari, i leoni della CEA. E mestamente Montoya se ne va. Andiamo a vedere la classifica, raga. Raga, vediamo solo questa classifica a 2 gare dalla fine. 3 piloti in un punto. 86 Juan Pablo Cume, 86 Schumi, siamo davanti per le vittorie. 85 Barrichello. Il mondiale dei mondiali. Ciao!